7 minuti per avere il risultato, un test che può essere eseguito in totale sicurezza per il paziente e per il medico. Una percentuale altissima di medici hanno già aderito a eseguire i tamponi rapidi di persona. In meno di 24 ore, quindi siamo ancora all'inizio della cosa, hanno già accettato più di 150 medici, 500. Medici e pediatri. No, questi sono medici. Poi i pediatri sono, credo, una novantina in tutta la provincia e hanno accettato al momento più della metà, credo. Questi i numeri sinora, ma 9 medici di base su 10 in provincia di Padova si sono resi disponibili a usare quello che a tutti gli effetti diventa uno strumento indispensabile per svolgere al meglio la professione. Già da luglio avevamo chiesto questa possibilità perché è uno strumento indispensabile in questo periodo per poter fare e più avanti diventerà ancora più indispensabile per poter fare una diagnosi differenziale. Questo test non è ancora possibile, ma lo potrebbe essere a breve. Mai per qualunque motivo un paziente viene in studio, qualunque sia la sintomatologia, anche una frattura di un piede deve essere approcciato come un probabile portatore di Covid. La cosa importante è che un paziente non stia troppo nello studio, che non abbia contatti senza mascherine, senza, cioè, quelle cose che ormai devono diventare quotidianità.